Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il post partita di Napoli Milan che si è giocata in Arabia. Tra l'altro, non so se avete visto la live, il secondo tempo l'ho commentato insieme a Domenico, non so se l'avete vista. Vi consiglio di andarla a recuperare, lì troverete tutti i pareri miei del secondo tempo, miei e suoi, e mi lasciate un like pure là. Vabbè, partita che il Napoli poteva vincere per anche 3-0, posso dirlo, anche 3-0. Tra l'altro che nel secondo tempo Raccamani fa un gran tiro, non mi ricordo se è il primo o il secondo tempo, ma comunque Raccamani fa un gran tiro, bellissimo, la sta azzeccando nel 7. Se non fosse stato per Magnan, Mike Magnan, che lo scemo, mamma mia, ho parata fatta, mamma mia, giù, veramente, ho parata fatta, però ci dice una bella parata, sì, ma è il secondo tempo, mo mi è venuto a me, che la parata l'ha fatta nel secondo tempo, mamma mia, giù, ho parata, ha salvato Milano, cioè, ma perché non è tutto il pallone, boh, vabbè, in pratica segna Neres per l'1-0 nel primo tempo al 38esimo minuto. Poi segna per il 2-0. Scusate per l'inquadratura. Ok, mo l'ho sistemata, me ne sono accorto mo dell'inquadratura un po' sortarella. Vabbè, stavo dicendo per il 2-0 segna scusate, segna Rasmus Højlund. Segna Rasmus Højlund al 63esimo minuto. Poi, secondo me, il migliore in campo è stato Rasmus Højlund e non Milinkovic-Savic. Perché? Perché Rasmus Højlund non fa gol e assist, e poi mi sento di darlo a Rasmus Højlund rispetto a un Milinkovic Savic. Perché? Perché Milinkovic Savic, diciamo, ha fatto poco. Certo ci ha salvato in qualche occasione, però rispetto a un Magnano che ha dovuto fare molte più parate, ha subito molte più, il Milan ha subito molte più azioni rispetto al Napoli. Non mi sento di dare il migliore in campo a Milinkovic Savic. Tra l'altro che tra poco la telecamera mi servirà tra poco dopo il registrato questo partita, mi far uscire anche verso le 10:20, penso, sì, mo sono le 10:12, fa il tempo di far uscire questo video. Io faccio uscire anche il pagellone dove dico tutti i miei voti del Milan e del Napoli. Vabbè, tra l'altro che il Milan nel secondo tempo non è che si è visto tanto, si è visto per pochi spezzoni di partita al 74esimo quando è entrato Luka Modric. Perciò bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao.